Ben ritrovati in questo spazio democratico Le cose fatte. Oggi ci occupiamo di vaccini, un argomento molto sentito, se ne parla molto, in realtà ci sono delle fondamenta mediche e quindi scientifiche e poi c'è un consiglio regionale che legifera in merito. Sono in compagnia di Franco Rotelli che è membro della terza commissione sanità e soprattutto ha dedicato la vita alla professione del medico. Per questo io ho detto fondamento medico-scientifico. C'è stata istituita una commissione particolare, di che cosa si tratta? Ma si tratta di vedere come affrontare meglio il tema delle vaccinazioni, dal momento che siamo tutti convinti che le scoperte scientifiche attorno al vaccino siano state scoperte straordinarie. Credo che né io né lei forse saremmo qua se i nostri genitori non si fossero vaccinati. Quindi se buona parte delle malattie infettive sono state debellate grazie ai vaccini. Perché le nuove generazioni si sono dimenticate di questo, neanche sanno questo. Ecco, le nuove generazioni cominciano a non avere più una chiara percezione della minaccia di gravi malattie epidemiche, proprio perché da anni non ne vedono gli effetti. E inoltre c'è una sorta di cultura un po' irrazionalistica che mette in discussione in generale qualunque conquista scientifica, qualunque conquista della ragione, mettendo una serie di dubbi anche su questioni che non meriterebbero essere messe in dubbio. Quindi è stato dato il vita ad un comitato ristretto che si occupa di che cosa? Allora, la terza commissione che si occupa di sanità, politiche sociali, ha dato mandato a un gruppo ristretto di consiglieri di elaborare alcune indicazioni per rafforzare una posizione legislativa, una posizione comunque di responsabilità da parte della Regione su questa vicenda. Siamo di fronte a una legislazione italiana che prevede l'obbligo dei vaccini, perlomeno per un certo numero di vaccini, in particolare per rapporto a 4 malattie, ma questo obbligo non comporta sanzioni. In altre parole, la legge dice che la vaccinazione è obbligatoria, ma se qualcuno non si vaccina non succede nulla, non ci sono sanzioni per colpire chi non si vaccina. E ferma restando quella che può essere la competenza, diciamo, statale, poi la regione nella fattispecie entra in causa quando? Ma ci sono varie scuole di pensiero, ovviamente, a fronte di quello che era il quadro legislativo nazionale. Una prima scuola di pensiero invoca una nuova legislazione nazionale che il ministro annuncia anche imminente, e vediamo. Tuttavia ci sono alcune iniziative locali, per esempio quella del Comune di Trieste, di aver vietato l'iscrizione agli asili nido, alle scuole di infanzia, di coloro che non sono vaccinati. Ora, queste misure possono essere considerate utili, possono essere anche considerate però, come dire, illegittime. La strada maestra, secondo noi, è ovviamente quella di raddoppiare il lavoro di informazione, comunicazione, sensibilizzazione nei confronti delle persone, di smontare proprio attraverso dei dibattiti in ogni luogo quelle motivazioni che vengono a volte portate in modo assolutamente infondato contro la vaccinazione, di creare punti di riferimento chiari in termini di osservatorio di quello che succede, ma soprattutto di fare in modo che ciascuno certifichi in ogni caso lo stato vaccinale. In altre parole, chi si è fatto vaccinare porterà un certificato che ha fatto regolarmente le vaccinazioni previste. Chi non le ha fatte deve portare comunque un certificato in cui dice che non le ha fatte. Quindi non è che puoi vietare a un ragazzino di andare a scuola, questo semplicemente è un atto di violenza. Puoi però raccogliere un censimento molto preciso per vedere se e quante persone non si sono vaccinate,
per cercare di capire perché non si sono vaccinate e quindi poter intervenire in termini di formazione e informazioni su casi mirati, e qualora poi le percentuali di non vaccinati raggiungono livelli di rischio, di pericolosità, far intervenire allora davvero l'azienda sanitaria per intervenire in quella specifica situazione. Ecco dottore, perché si sente parlare anche di effetto gregge, nel senso vaccinare, e lei ha parlato di percentuali, che cosa significa? Cioè quando una quota parte, diciamo ci sono dei numeri specifici sostanziali di persone, viene vaccinata per effetto gregge, anche gli altri lo sono. Sì, e anche secondo le varie malattie ci sono delle statistiche che dicono entro quali limiti è possibile immaginare che ci sia una certa quota di persone non vaccinate senza che questo comporti un rischio generale per la popolazione, e invece quando questa mancata vaccinazione raggiunge numeri tali da mettere a rischio l'intera popolazione. Operativamente quali saranno le prossime fasi, diciamo i prossimi passaggi previsti? Appunto, vincolare tutte le persone a questa certificazione, organizzare dei centri specializzati di riferimento a livello regionale per monitorare i fenomeni, incaricare i dipartimenti di prevenzione di sviluppare il piano vaccinale per la propria popolazione, essere quindi capaci di arrivare a informare, a comunicare in modo molto più preciso ciascun genitore e riuscire a convincere anche tutti coloro che non sono ancora convinti della bontà di questo sistema. Sempre per quel concetto che si diceva sul quale questo comitato spinge, che è quello dell'informazione. Dell'informazione, soprattutto cercando di debellare gli allarmismi, perché non c'è nulla che si faccia nella vita che non comporti dei rischi, ma i rischi della vaccinazione sono infinitamente minori dei rischi della non vaccinazione E quindi della malattia. e quindi delle malattie. Io la ringrazio molto, Grazie a voi. ringrazio voi per l'ascolto e vi do appuntamento per il prossimo spazio DEM.